l'antico vicolo Borgondio, che prese il nome dalla famiglia che abitava la casa al numero 29, prima che arrivassero i Calini. Ora via Federico Borgondio. Ma che chicchelle? In realtà nessuno, o meglio, nessuno di troppo importante. Diciamo che nel 1909 Federico Borgondio Sala poté usufruire di una insperata gloria toponomastica. Come spesso accadeva in passato, l'amministrazione comunale cercava di unire le esigenze di nuove celebrazioni con quelle di non fare troppi cambiamenti toponomastici, che erano molto onerosi. Quindi cercava casi di omonimia. Ecco perfetto il nostro Federico, che qui vediamo in un ritratto della quadreria dell'ospedale civile. Federico, morendo il 25 aprile 1872, lasciò precise indicazioni sulla suddivisione della propria eredità, stimata tra mobili e immobili in più di 450.000 lire. Alcune migliaia andarono ai poveri, 100.000 all'ospedale maggiore, da qui il perché del ritratto, e altre 100.000 al municipio di Brescia per l'istituzione di alcune borse di studio. Ecco fatto, il comune volle poi sdebitarsi di questa situazione intitolandogli la via. Via Borgondio, che unisce Contrada del Carmine con via Capriolo, è comunque una via molto conosciuta dai bresciani. Ha delle belle particolarità, come il palazzo quattrocentesco Borgondio della Corte al numero 29, che ha dei bellissimi affreschi sulla facciata e contiene un salone affrescato dal Ferramola. All'inizio del vicolo i resti di una struttura molto interessante. Una latrina pensile, un cesso sospeso che scaricava direttamente nei canali che all'epoca attraversavano di molto il centro storico. E poi luogo molto apprezzato dai bresciani di un tempo, che qui sapevano di poter trovare del benessere e della compagnia assieme a delle romanticissime signore sedute sulle loro seggiole. Il proverbio di oggi: le mei una fomma senza doto, che una siura che fa negota. Passate una buona giornata.